Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Signore e signori, benvenuti a una nuova puntata di Replay. Oggi, insieme ai nostri ospiti, parleremo del Cosenza e del prossimo avversario, la San Benedettese, che dovrà affrontare mercoledì nell'andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C. Tutto questo lo faremo insieme ai nostri ospiti, che vado subito a presentarvi, partendo dal coordinatore della trasmissione, Franco Segreto. Sì, buon pomeriggio Silvia, buon pomeriggio a te e a tutti gli amici che ci seguono. Oggi abbiamo veramente un altro parterre de Roate, la presentazione, grazie. E inoltre vi ricordo che nella seconda parte della trasmissione apriremo alle telefonate da casa allo 0984 84 17 20. Bene, allora, per la Gazzetta dello Sport, Alessandro Russo. Buonasera. Per il Cosenza Calcio, il direttore sportivo Stefano Trinchera. Buon pomeriggio a voi, grazie per l'invito. Ringraziamo l'ex team manager del Cosenza, Eugenio Caligiuri, per essere oggi intervenuto con noi. Buonasera e grazie per l'invito. E il nostro opinionista Aldo Cennamo. Salve, buongiorno a tutti. Allora Franco, cosa dire? È arrivato da Roma, io è sono arrivato da Roma. Io dal nord, lui dal centro, ha tante di quelle cose da dirci oggi, quelle notizie bomba. Allora, mercoledì ci sarà la gara di andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C, che vedrà impegnato il Cosenza allo stadio San Vito Marulla contro la San Benedettese. Il ritorno si giocherà giorno 3 giugno, sempre alle 20:30 a San Benedetto. Allora Franco, che dobbiamo dire? Che dobbiamo dire? Dobbiamo dire che c'è una città che in questo momento è un po' in fibrillazione, finalmente l'entusiasmo si tocca con mano, è palpabile, nel senso che insomma, questa provincia cosentina, i tifosi e gli sportivi di Cosenza aspettano con ansia di misurarsi contro la San Benedettese, che è stata affidata nelle ultime settimane a Moriero. Prima c'era stato Eziolino Capuano, c'è stato questo cambio di panchina, l'ha voluto il presidente Fedeli, che è un po' un presidente spigoloso, un po' come quello della Viterbese Camilli, nel senso che sono dei presidenti passionali, voglio mettere un po' il naso dappertutto, e quindi controllano dall'A alla Z, spesso fanno bene quello che succede nelle loro società, succede anche in campo. Cosenza sta bene, il Cosenza sta bene sia dal punto di vista mentale che dal punto di vista fisico, è una squadra che ha dimostrato tutte le sue qualità, battendo inizialmente in questi playoff la Sicola Leonzio, poi andando avanti la Casertana, poi il Trapani tra andata e ritorno, e siamo tutti curiosi di vedere quello che succederà appunto dopo domani sera, mercoledì alle 20:30 al San Vito Marulla, contro questa San Benedettese che ha un po' di ex, dal portiere Perina, che in prestito tornerà a Cosenza poi a luglio, al figlio di Carmelo Miceli. Salutiamo Carmelo Miceli, ha giocato per una vita tra A e B anche nel Lecce, Cosentino Doc. Il figlio Mirko gioca nel reparto difensivo della San Benedettese, così come Patti, che fu portato a Cosenza praticamente da Marcello Pitino nell'anno della Serie D, così come Rapisarda, che ha giocato nel Cosenza all'epoca del DS Stefano Fiore. E insomma c'è una bella compagnia di questi ex rossoblù. Sarà una partita avvincente, il pubblico da una parte al San Vito Marulla e dall'altra poi allo stadio delle Palme di San Benedetto del Tronto. Secondo me saranno veramente il 12° uomo in campo. Silvia. Bene, allora andiamo a ricordare quali sono le altre partite che si disputeranno sempre nei quarti di finale. Appunto, Cosenza San Benedettese, Feralpi Salò Catania, Reggiana Siena, Viterbese Sud Tirol. Allora Alessandro, partiamo da te. Cresce l'entusiasmo, gli ultimi dati delle 14 ci danno vicini ai 4.000, 3.900 qualcosa, quindi ci sono ancora oggi pomeriggio, domani e tutta la giornata di mercoledì per poter arrivare a un numero di spettatori importante. Ma anche a San Benedetto del Tronto cresce l'entusiasmo, perché sono stati già venduti 2.000 tagliandi per la gara di ritorno. Ma diciamo che intanto è una settimana dove fino a domenica in cui si può fare la storia del Cosenza, perché c'è un'opportunità importante per una squadra che gioca con
i fumi dell'entusiasmo, gioca un calcio parallelo ormai, mentalmente il Cosenza mi sembra un po' dissociato dalle preoccupazioni che aveva in una fase della stagione, gioca a mente libera, quindi si può fare la storia perché con grande umiltà, non pensando troppo all'obiettivo, la semifinale è lì a portata di mano. Tra la semifinale e il Cosenza c'è però una squadra esperta, forse una squadra specchio rispetto al Cosenza. Forse non hanno Okereke, che diciamo è la punta di diamante in questo momento dei Lupi, ma hanno un organico di categoria esperto con degli ex che ha citato bene Franco. Si fa la storia perché, come abbiamo detto in precedenza, in qualche settimana fa, il Cosenza sta raccogliendo i frutti di un management tecnico esperto e strutturato, con un allenatore navigato che controlla la categoria con il mignolo, mi piace dire, e poi grazie al, mi tocca confermarmi, ma mi piace farlo anche in sua presenza, all'ottimo lavoro di restyling anche nel mercato di gennaio che ha attuato il direttore sportivo Stefano Trinchera, che oggi è ospite. E soprattutto ora c'è l'opportunità che il pubblico possa diventare davvero l'arma in più del Cosenza. Le proiezioni dicono che si arriverà intorno, credo, a 7.000 spettatori, più o meno 7-8.000 potrebbero essere, giù di lì, un pubblico ruggente. Diciamo che il San Vito si riempie quasi a metà, ma ci sono altre opportunità per dimostrare poi di essere pronti per tornare laddove il Cosenza può arrivare, con grande umiltà e soprattutto, secondo me, con l'atteggiamento complessivo di tutti un po' disincantato. La leggerezza della gara interna contro il Trapani forse potrebbe essere l'arma in più. Un San Vito Marulla ruggente, spinto idealmente anche dal mitico bomber Gigi Marulla, evocato dal pubblico rossoblu e che, ricordiamo, a Pescara segnò un gol strepitoso che salvò il Cosenza da una retrocessione contro la Salernitana. La finale si giocherà a Pescara. Senza andare troppo lontano e precorrere i tempi, c'è da mantenere i nervi molto saldi, mettere il Cosenza nelle condizioni di giocare una grande gara contro un grande avversario ed una piazza secondo me speculare al Cosenza, perché, come diceva bene Franco, a San Benedetto del Tronto l'effetto campo ci sarà anche, quindi è una partita aperta. Direttore, allora il Cosenza dovrà fare i conti con 9 diffidati, che sono Saracco, Dermacu, Idda, Pascali, Bruccini, Mungo, Okereke, Calamai e Tutino. Anche la San Benedettese mi pare ne abbia 6, sì. Quindi a questo punto è molto importante anche cercare di non prendere ulteriori ammonizioni. Sì, purtroppo è uno svantaggio che abbiamo noi rispetto alle prime della classe, che magari hanno il privilegio di resettare e ripartire senza ammonizioni. Il regolamento è questo, va rispettato, però grazie a Dio abbiamo anche un organico con giocatori che in questo momento sono in panchina e che sono all'altezza della situazione, quindi siamo fiduciosi. Colgo l'occasione per ringraziare Alessandro e mi allaccio a quello che ha detto per fare una precisazione, perché io, tu Franco mi conosci bene, sono uno che preferisce stare dietro le quinte, sì, come ti ho detto l'altra volta in trasmissione. È vero. Purtroppo ho rifiutato spesso di venire in trasmissioni non perché si andava male, e non è che vengo oggi per riscuotere consensi o raccogliere dei meriti, assolutamente non fa parte del mio modo di essere. Preferisco guardare avanti, tirare dritto e dare risalto a ciò che sta facendo un gruppo di ragazzi insieme al mister, che è veramente da sottolineare. E quando insomma ci sono stati questi sorteggi, la San Benedettese è stato un verdetto preso in maniera positiva rispetto alle altre? Qual era la squadra che si temeva di più in questa fase? Non si fanno tabelle o pronostici, perché noi siamo consapevoli di ciò che possiamo realmente fare noi, non guardiamo in casa degli altri, perché, come dicevo prima a microfoni spenti, la nostra è una squadra che è capace di tutto, nel bene e nel male, quindi dobbiamo attentamente guardare ciò che possiamo fare noi. Poi la San Benedettese è una squadra in salute come noi, è una squadra insidiosa, molto insidiosa, probabilmente viaggia sugli ali dell'entusiasmo, e quindi noi dobbiamo fare altrettanto, e sono fiducioso perché ultimamente stiamo dimostrando tutto il nostro potenziale. Eugenio. Eugenio, allora,
Questa San Benedettese ha chiuso il girone B della Serie C a 53 punti. Il Padova, che ha vinto direttamente il campionato, ne aveva 63. Ha visto avvicendarsi dei cambi in panchina perché era partita con un allenatore, poi è subentrato Capuano e poi è ritornato Moriero. E ha fatto bene. Terzo posto. Terzo posto. Il direttore poco fa penso che ha fatto una giusta analisi tecnica e anche comportamentale del momento, come una squadra deve prepararsi, perché in questo momento, ragazzi, l'unica cosa che forse eviterei di dire è un elenco di ammoniti, di diffidati, perché non è malafede di nessuno, ma dare notizie di diffidati o cose, ma lo parlo per esperienza, non è mai piacevole, perché indirettamente è un vantaggio o uno svantaggio, no? Per quello che riguarda, vero direttore? Tanto lo sanno come noi sappiamo i loro diffidati. Però questo si fa anche a livello, però le devo dire una cosa, la San Benedettese, ha detto poco fa il direttore una cosa importante, la San Benedettese in questo momento, siccome in città io sento per le persone che incontro, meno male, no, meno male nulla. Era forse, guarda, io le dico ancora di più, era meglio incontrare una Reggiana, un Catania, no? Dove la consapevolezza dell'avversario rende più alto il livello mentale dei giocatori ad affrontare questo tipo di partite. Bravo. Però là i giocatori del Cosenza, che ne conosco molto, di cui anche del Macu che ho avuto io a Pavia, in un'esperienza negativa sia per me che per lui, con i cinesi, il ragazzo che so che qualcuno ho sentito è stato molto molto bravo, e questo ne avevo detto qui in questi studi, quando il direttore prese Braglia, io vi dissi qua, il Cosenza ha bisogno di una guida che era questa giusta, di un altro uomo di campo insieme a un direttore che sposavano una causa che sanno che Cosenza vuole vincere. Però Braglia ha dimostrato, il direttore poi nel suo percorso ha dimostrato, non sono per fare complimenti, ma ha dimostrato quello che nei programmi societari, ed è arrivato a un obiettivo, a portare la squadra ai playoff e adesso giocarsi i playoff alla pari. Ma lo stesso sarà la San Benedettese. Grazie, grazie Eugenio. Aldo. Allora, abbiamo parlato di questi 4.000 tagliandi venduti. A proposito, ci è arrivato un messaggio da un tifoso che era preoccupato del fatto che ancora non fossero disponibili i tagliandi per le persone portatori di handicap. Esatto. Allora, vogliamo tranquillizzarli perché sicuramente non c'è nessunissimo problema. Possono andare direttamente allo store. Sì, la Lega ancora non ha magari attuato le ultime cose, però non ci saranno sicuramente problemi. Aldo, allora, 4.000 spettatori, ancora ci sono 2 giorni e mezzo importanti, si era parlato dell'apertura o meno di un altro settore, probabilmente sarà difficile, però insomma riempiamo la curva sud, questo è il messaggio che ha lanciato la società, il presidente Guarash che ha invitato la città a venire in massa allo stadio perché insomma in questo momento è importantissimo. Posso dire che sono incazzato? Certo, puoi dire quello che vuoi. Lo vuoi dire tipo, io non faccio il nome di un politico che l'ha ripetuto ieri sera per molte volte. Perché, caro Franco, dopo che i tecnici, così parliamo... Hai postato qualcosa sulla tua pagina di Facebook, no? Tu sempre in anteprima metti qualcosa. Dopo che i tecnici del comune hanno dato il benestare, il placet, si può aprire la tribuna B perché ci sono i tecnici che lo dicono, io non sono un tecnico, c'è bisogno che la questura di Cosenza dia il suo beneplacit. Stamattina c'è stato un incontro alle 12:30. Questo incontro ha avuto un esito, diciamo, quasi no, diciamo, perché poi dirò perché. È una fumata grigia allora. È stata fumata grigia, perché la fumata grigia? Perché ci sono alcuni adempimenti ancora burocratici da assolvere. Domani mattina c'è un altro incontro, pare, con i tecnici del comune per andare a vedere se... Questo che significa? Significa che si priva non solo la società
e anche la Lega economicamente di un bel incasso, perché se tu apri la tribuna, molti giocatori stanno o stavano aspettando l'apertura della tribuna B per andare a fare il biglietto. Se tu privi la società in questo momento e soprattutto la squadra che ha bisogno del suo pubblico, che si possa giovare di altri 3 o 4 mila altri tifosi che vanno ad occupare la famosa tribuna B perché è diventata una chimera, allora voglio dire che qualcuno o sta cercando di scherzare sulle cose, oppure non c'è la possibilità di aprire questa tribuna perché chissà che cosa ci sia sotto. Allora vogliamo sapere la verità. I tecnici del comune hanno dato il loro benestare. La questura stamattina ha fatto questo incontro e non si sa la posizione qual è, probabilmente ci vuole una firma di qualcuno che sta più in alto e via dicendo. Questo significa che i tifosi ancora sono un pochino bloccati perché molti vorrebbero andare ad occupare di nuovo la tribuna B. Vorremmo sapere se domani mattina questa maledetta tribuna B si dovesse o non si dovesse aprire. Io mi auguro che si apra. Se si apre la tribuna B si dà la possibilità allo stadio di avere una bella cornice, tutto quello che c'è, perché c'è bisogno, come diceva Alessandro, dell'apporto del pubblico. 7.000 persone sono poche, ci vogliono da 10 a 12.000 persone per trascinare la squadra alla vittoria, una vittoria importante. Sì, grazie, quindi qualcuno grazie. deve dirci perché non si apre questa tribuna B. Vediamo la voce della società, vediamo che notizie ha il direttore sportivo di questi discorsi burocratico-amministrativi, vediamo cosa c'è in effetti, perché la gente poi vuole sapere. Abbiamo ricevuto direttore un sacco di telefonate come ogni settimana, poi apriremo anche i telefoni per capire se c'è un minimo di speranza che possa essere riaperta questa tribuna B nell'inferiore come era stato detto in un primo tempo, oppure se invece bisogna restare così com'è lo stadio praticamente San Vito Marulla. Sinceramente non lo so, io mi occupo più di cose di campo, okay. Però vi posso assicurare che è anche un pensiero fisso per noi, perché chiaramente avere la tribuna di fronte alle panchine, insomma, un gremito di gente che ci sospinge, che spinge la squadra verso un unico risultato, veramente dispiace non averli, perché il pubblico di Cosenza non sono io adesso qui a fare sviolinate, ma io quando ho visto la partita del Pordenone l'anno scorso era un bel vedere, e chiaramente la squadra si esprime con un entusiasmo incredibile quando dalla sua c'ha uno stadio pieno. Da questi microfoni vorrei fare un appello al questore, 30 secondi, per dire che proprio in virtù di quello che ha detto il direttore Tringhera cerchiamo di essere un pochino più elastici e diamo la possibilità di avere alla tribuna B perché ci sono le condizioni, se ci sono problemi di sicurezza si trova il modo di mantenere in sicurezza lo stadio, perché verranno 700-800 persone da San Benedetto, ma non è questa la fine del mondo. Io chiedo al signor Questore, che è una persona per bene, responsabile, sta dimostrando tutto il suo valore, di darci questa possibilità a noi tifosi, ma soprattutto alla società e alla squadra che ha bisogno di tutto lo stadio, del coro dello stadio per vincere questa partita. Facci questa cortesia, signor Questore. Allora, intanto mi fanno sapere dalla società che per quanto riguarda i biglietti delle persone diversamente abili, da oggi pomeriggio si potranno emettere, perché era necessario aspettare oggi per delle autorizzazioni, però non c'è nessunissimo problema. Quindi da oggi pomeriggio possono recarsi presso lo store, che lo ricordiamo sarà aperto dalle 16 alle 19. Allora, un piccolo punto, un passo avanti. Sì, abbiamo risolto una piccola cosa. Ne arrivano tantissimi di messaggi, quindi, insomma. Dalle 15:30, cioè quasi da subito, potrete intervenire allo 0984 84 17 20. Allora, ci sono altri messaggi? Sì, Antonello Aprile, Braglia non si tocca, eccetera, eccetera. Un caro saluto a tutti quanti, a Eugenio Caligiuri in particolare. Dopo la sua esperienza col Crotone, poi ci chiedono la differenza tra Nicola e Zenga, poi ce lo dirai dopo, uno vi ha fatto salvare e l'altro ha fatto retrocedere. La statistica dice questo, non me ne voglia Zenga, ma la statistica e i numeri dicono questo. Vai Silvia. Alessandro, allora parliamo proprio di allenatori. Il tecnico Braglia, ovviamente adesso osannato anche dai più critici, ma l'ha detto pure, scusami, c'è un'intervista di un mesetto fa del direttore Trinchera sul Corriere dello Sport, quando dice aspettate un attimo che era un periodo un po', come dire,
caldo dal punto di vista della tifoseria. Critico, diciamo critico. Critico, non arrivavano i risultati, allora il direttore ci mise la faccia in pagina nazionale e disse, parlando di Braglia, dice guardate che poi con i playoff molti cambieranno opinione. Mi pare che insomma i fatti stiano dando ragione al suo dire, vai. Allora Alessandro, sicuramente l'esperienza di Braglia, che ha già disputato diversi playoff, a questo punto sta insomma dando ragione a lui. Ma sta dando ragione a chi lo ha scelto. Anche perché le formazioni non sono mai le stesse, c'è sempre un movimento diverso. Ma sì, devo dire la verità. Questo Okereke che tu te l'aspettavi del finale? Ma sicuramente sì, perché Okereke, parliamoci chiaro, il Cosenza ha avuto un problema anche tecnico abbastanza evidente, che era le condizioni del campo. Da quello che ho visto ci sono dei giocatori nostri che, siccome hanno un brio, un'adrenalina, pattinano. Questa fase della stagione, questo tipo di campo adesso favorisce anche l'esplosività di alcuni nostri giocatori. Tornando all'allenatore, gli allenatori sono passati tanti, tutte con specificità importanti da queste Ne avremo parti. uno dopo, avremo l'allenatore del centenario. Da Di Marzio a Bruno Giorgi, Edireia, Mutti, De Biasi, Mondonico e tanti altri. In Serie C abbiamo avuto allenatori importanti, Giuliano Sonzogni, in D abbiamo avuto anche allenatori qualificati, un nostro valore aggiunto, Cosentino Doc, il mister Gagliardi, Gianluca. Ma per la Serie C in questa fase, Tommaso Napoli, in Serie C in questa fase avere un tecnico come Braglia, io sto molto attento alla fase comunicativa, empatica, a quello che dice e a quello che non si dice. Ho assistito solo a poche conferenze stampa di mister Braglia per motivi lavorativi, però è divertente vedere come è un allenatore così smarizzato che nelle conferenze stampa non emerge niente. E quindi ma io per questo ci vado. È troppo divertente. Io ci vado per questo. È divertente perché riesce a parlare, a dare soddisfazione all'uditorio senza dire niente, né all'uditorio né agli avversari. Traduco, è un allenatore secondo me perfetto per Cosenza, perché ci vuole un allenatore di questo calibro, che ha una grande esperienza, sa cosa vuole, conosce gli avversari, conosce il girone, conosce anche il modo di raggiungere i grandi obiettivi. Non ha ovviamente in mano la squadra super top che vorrebbero disegnare insieme al direttore Trinchera, ma hanno una squadra importante e qualificata. Braglia secondo me è un allenatore giusto per Cosenza, perché è bravo sul campo, bravo fuori dal campo e sa come parlare, sa come gestire un ambiente che non è proprio facilissimo da gestire, ma non perché Cosenza sia un posto negativo, anzi Cosenza, ne approfitto anche perché c'è una pietra miliare della nostra storia che è Don Eugenio Caligiuri, che ha un trascorso di Serie A, che ha un trascorso internazionale in Belgio e poi c'è anche il nostro giovane direttore sportivo. Cosenza è una città libera, aperta, democratica, che vuole vedere calcio, che lo sa fare, certe volte quando è ipercritica, perché evidentemente vorrebbe vedere il Cosenza di nuovo almeno in Serie B. Credo che sia una piazza che possa ambire anche alla Serie A, però insomma partiamo dalla B per non esagerare, perché anche quest'anno non è che sarà proprio così facile. Finito per dire che Braglia, secondo me, la maggior parte dei tifosi del Cosenza non lo hanno mai molto criticato, io sento anche molte cose positive. È un allenatore dal quale bisogna ripartire in qualsiasi delle due categorie il Cosenza possa essere il prossimo anno. C'era Aldo che alzava la mano. No, dopo ok, va benissimo. Mi hanno chiamato dal comune, devo fare una telefonata. Ok, va benissimo. Allora, Alessandro, c'è le mani in pasta dappertutto. Volevamo chiudere. Presidenza comune, presidenza del Consiglio dei Ministri. Ministri. Bello della diretta. Mattarella, diciamo. Mattarella lo chiama pure. Alessandro, un'ultima domanda. Sì. Tra le 8 squadre rimaste, non qual è la più forte, perché non c'è una più forte, qual è l'organico più forte? Possiamo salutare prima, scusami, Sì. all'amico Mimmo Toscano, che siccome Certo. l'ho intravisto sotto casa, abitiamo lì vicino, Sappiamo, Franco, ha detto speriamo di incontrarci in finalista, quindi ha fatto un augurio. Sicuramente in semifinale non è possibile, quindi Mimmo che è un caro amico e quindi volevo salutarlo, Mimmo. Ecco. Mi dicevi dell'organico migliore? L'organico migliore delle 8. Ma diciamo che Sentiamo il direttore. struttura, come nomi, come chiaramente il Catania è una squadra molto ben strutturata, è una squadra tosta con un management molto esperto, direi iper esperto, strutturato, che rappresenta una metropoli, non una metropoli nei numeri, ma in un certo senso è quasi una metropoli del sud Italia, e quindi il Catania è la squadra più strutturata. Occhio anche alla qualità del Siena, della Reggiana, e poi
la squadra che ha in mano Toscano è la classica outsider, no? È la squadra che non ti aspetti e vedrete come potrà rischiare il Catania. Cosa ho combinato? Qualcosa col microfono? Vabbè, ci può stare. Vedrete col Catania, il Catania avrà una brutta gatta da pelare. Chiaramente parlare del Cosenza mi sembra un po' scontato. In questa fase il Cosenza è anche essa un outsider, però è una storicizzata perché è la seconda annata consecutiva e arriva ai quarti di finale. È una piazza che attraverso un progetto molto serio dal punto di vista manageriale, perché bisogna ascrivere al presidente Guarascio, che è una persona per bene, il merito di aver dato, di continuare a dare calcio a Cosenza in una fase in cui nella Serie C è così difficile far quadrare i conti e vincere è ancora più difficile, perché il campionato più difficile di tutto, secondo me, il ranking italiano in questo momento è proprio la C, perché non ci sono molti contributi e bisogna, chi vuole vincere deve fare più meno, evidentemente spesso e volentieri meno. Si dice che ovviamente non tutte le cose vengono fatte spontaneamente, però io devo dire che invece la serietà del Cosenza va ripagata. Certo, osare un po' di più, siccome lo sto dicendo è un leitmotiv, non voglio abbiurare a me stesso proprio nella fase in cui siamo tutti sorridenti in queste notti magiche, osare un po' di più potrebbe dare ancora più adrenalina alla piazza e cercare di andare in B. Magari in B si può arrivare anche con una capriola, non dico alla Bale, ma una capriola all'Ocherè, che potrebbe succedere. Allora, ci fermiamo per la pausa pubblicitaria. Vi ricordiamo che se volete intervenire dovete fare lo 0984 84 1720. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi per la seconda parte di Replay. Direttore, le faccio la stessa domanda che ho fatto ad Alessandro Russo. Tra le 8 la squadra più forte sulla carta? Beh, se guardiamo i nomi, probabilmente il Catania, anche la Reggiana stesso, hanno investito tanto, hanno organici di tutto rispetto, però poi la Serie C a noi insegna che i campionati li vince chi corre di più, chi sta bene di testa e di gambe, e soprattutto nei playoff bisogna arrivarci nel modo giusto e quindi, come ho detto prima, oggi non c'è la squadra favorita rispetto ad altre. Vogliamo ricordare un attimo il regolamento. Allora, si giocherà andata e ritorno, il Cosenza ha 2 risultati, vittoria? No. Noi dobbiamo fare un gol in più. Dobbiamo fare un gol in più di loro. Ok, sì. E non ci saranno anche in questa fase né supplementari né calci di rigore. Cioè, così. Okay? Così E allora possiamo andare a sedere la telefonata all'allenatore del Centenario. Pronto? Pronto, grazie buonasera, di essere sono Roberto Cappellacci. pronto? No. Pronto? No, puoi chiudere per cortesia perché stiamo aspettando una Pronto? Pronto? Salve, Pronto? buonasera. Buonasera, ci sente? Deve abbassare un po' il volume a casa. Pronto? No, non si sente nulla. Pronto? Sì, chi parla? Sono Franco Chiarello, buonasera. Buonasera. Buonasera, signor Chiarello, dica. Io volevo ringraziare... È caduta la linea. Allora, direttore, stiamo un attimo ripetendo il regolamento perché ci sono sempre tanti dubbi, tutti chiedono, tutti poi hanno... Benissimo. Lì non ci sono privilegi per nessuno, c'è una partita in semifinale di andata e ritorno, se noi dovessimo superare il turno il ritorno lo faremmo in casa nostra e qualora si presenti lo stesso risultato alla fine ci sono tempi supplementari e rigori, quindi. E in finale uguale, tempi supplementari e rigori. Un passo per volta, cominciamo, voglio dire, sì, questo no, è lo stesso parlavo del regolamento. Trapani, esattamente, quindi un gol in più deve fare il Cosenza. Vediamo se riusciamo a metterci in contatto con l'amico Roberto Cappellacci, l'allenatore del Cosenza del Centenario, alla regia Enzo Leonetti, che salutiamo insieme
a Massimo Fino che dirige la Camera e poi abbiamo Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Vediamo che clima si respira a San Benedetto. Ci siamo? Ci siamo, pronto? Sì, pronto. Allora, mister Cappellacci. Al telefono Roberto Cappellacci, ex allenatore del Cosenza Calcio, e insomma grazie di essere intervenuto oggi con noi in trasmissione. Come va, mister? Come va? Tutto bene, grazie. Tutto a posto? Che si dice lì da quelle parti tue, Tortoreto, San Benedetto? Comincia a fare caldo comincia a fare caldo ed era ora, dai. Eh sì, ma tu c'hai stabilimenti balneari, ristoranti, ormai ti hai lasciato il calcio, è un peccato perché un allenatore dalle grandi idee come le tue, insomma, dai, io avrei continuato comunque, io personalmente, No. Poi Cappellacci non lo so. San Benedetto del Tronto, che vogliamo dire? Quello per cui è competente, io sono meglio all'Arrosticini. Agli arrosticini. E allora, direttore, qui abbiamo Alessandro Russo della Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Cosenza Trinchera, Eugenio Caligiuri, una colonna portante è stata del Cosenza dei vari Mutti, Mondoni, Correa e chi più ne ha più ne mette, e poi il nostro opinionista Aldo Gennamo. Che clima si respira a San Benedetto in vista di questa, appunto, queste due gare di andata e ritorno di play-off quarti di finale tra Cosenza e San Benedettese, mister? Premetto, voi lo saprete, io sono di Tortoreto. Sì, vabbè, ma siamo là. San Benedetto mi è vicina e insomma, conosco abbastanza insomma, le vicissitudini della Samp, quindi che insomma, ha mangiato tanto pane nero fino ad oggi. Adesso, grazie a una nuova società, si ritrova in una situazione che può addirittura tornare in B e io non mi sento di, nonostante la mia simpatia forte verso il Cosenza, non mi sento di poter gufare la Samp, ecco, questo è il discorso. Quindi... Ma comunque è una piazza con un forte entusiasmo, leggiamo che ci sono, insomma, a parte una delle piazze più calde di queste 8, anche sono stati già venduti 2000 tagliandi per la gara di ritorno. Sì, difatti questa simpatia che ho verso questa città è proprio perché vive il calcio in maniera insomma, particolare, dai, per quello che è l'ambiente più o meno qui delle Marche, dell'Abruzzo, del centro Italia, per la maggior parte insomma, di questa società. Le fa una domanda Alessandro Russo. Beh, Alessandro. Buonasera mister, ben trovato. Premesso che ovviamente, come ben lei ricorda, insomma, griffare il centenario del Cosenza a San Vito Pieno credo che sia una delle cose che può portare come stelletta al merito dei ricordi, quindi conoscendo anche il grido ruggente del Riviera delle Palme, insomma, sono due ambienti, io l'ho definiti abbastanza simili perché possono esplodere d'entusiasmo, però tornando al campo, lei che caratteristiche tecniche, chi è il giocatore o la situazione da cui il Cosenza deve guardarsi? Questa è un po' dura a dirsi. A suggerire. Loro vengono da una situazione dove hanno iniziato con Moriero, con un calcio come si vedeva anche lì a Catanzaro propositivo, diciamo molto offensivo, le cose non sono andate molto bene, hanno messo Capuano che ha fatto bene, onestamente ha fatto molto bene, ma ha dato un'impostazione insomma tonica, più caratteriale alla squadra, hanno fatto degli ottimi risultati, è stata una sorpresa comunque la Samettese perché non vive di quali grandissimi nomi, al di là che poi qualche giocatore importante è arrivato. Quindi poi è arrivato, insomma, poi ha ricambiato di nuovo allenatore, adesso io questo non sto a giudicare la situazione, ecco, è tornato Moriero che domenica scorsa ha fatto bene, ha fatto una buona partita, è stata una squadra propositiva di nuovo e quindi sarà una bella partita tra le squadre che sono tutte e due rossoblu, che hanno due tifoserie, chi per un verso e chi per un altro, comunque che trascinanti, importanti. È chiaro che Cosenza vive anche sulla provincia, su un bacino d'utenza più grande, San Benedetto è una cittadina non grandissima, però ecco, a San Benedetto, magari voi la conoscerete meno, però insomma, qui da noi è famosa la curva della Samp,
il calore che hanno questi tifosi verso questa squadra. Volevo farti un'ultima domanda, Roberto, prima di lasciarti e di ringraziarti, ma quel ragazzo all'epoca che hai voluto tu a Cosenza, Angelo Corsi, adesso è diventato il capitano e un uomo spogliatoio, i fatti poi ti hanno dato ragione? Io ho solo piacere che qualcuno sia rimasto e che possa, spero, magari arrivare a portare il Cosenza in categorie che merita. Io sono contento che questo sia accaduto, anche perché anche Corsi è stato un giocatore di quantità, un gregario, è stato sempre un giocatore così che si sta togliendo grandi soddisfazioni, so che è diventato anche il capitano e quindi veramente sarebbe una grande cosa per lui e per il Cosenza fare questo salto che da tempo la città aspetta. Grazie. Va benissimo, allora ringraziamo l'allenatore Roberto Cappellacci, ex allenatore del Cosenza. Grazie di essere intervenuto oggi con noi. Grazie mister, grazie, arrivederci. Allora, devo leggere un messaggio di un nostro grandissimo amico e tifosissimo Elio Principato che dice, a proposito del team manager Caligiuri, Zenga ha pagato la sua prosopopea e il non farsi aiutare da una persona come Eugenio Caligiuri. Trinchera deve sapere che Caligiuri è una certezza. No. Ti ha sponsorizzato, diciamo. Assolutamente, io Questo ringrazio è un bel Elio. endorsement, dicono gli inglesi, no? Un endorsement, se io no? poi incontro Elio sul Corso Mazzini, un caffè è doveroso, però a parte degli scherzi, ho 29 anni di questa attività, i complimenti, come diceva poco fa il direttore, noi li dobbiamo ascoltare, perché no, ringraziare se vengono fatti con verità e col cuore, come Elio penso che l'abbia fatto. Una cosa che dico che si riferisce a Zenga, no, assolutamente. Io sono abituato a, come tutti mi conoscono, che quando lavoro a fianco di un direttore o di un allenatore devo avere non uno spazio, ci mancherebbe altro, però devo essere causa al momento di che cos'era il Crotone alla salvezza, anche perché lo scorso anno a me mi vennero a presa, il presidente del Crotone venne proprio a Cosenza a prendermi, perché avevo un allenatore giovane come era Nicola, giovane nel senso di età, però aveva già fatto dei campionati importanti e voleva affiancare una persona. Contabile che cosa è nato? È nato conoscendomi che lui aveva avuto Rea come allenatore, ha preso le sue informazioni, ci siamo messi a lavorare e abbiamo tracciato un percorso di inseguimento all'Embole che poi per nostri meriti e anche per dei meriti dell'Embole siamo riusciti nell'impresa. Quest'anno siamo ripartiti, ahimè lui ha avuto dei problemi che sicuramente saranno suoi e personali, da prendere una decisione di dimissione e arriva Zenga, ma Zenga è un professionista, uno che nel calcio c'è da una vita, ma sicuramente ha fatto il suo contributo nel proseguire il lavoro. Fra i due allenatori ecco, ho riscontrato invece uno che magari è più giovane e quindi stava più attento a cose più particolari sul campo durante gli allenamenti. Zenga lo faceva comunque e forse il Crotone, dopo un po' quello che dicevo poco fa a microfono spento al direttore, il Crotone un po' vive quello che da qui in avanti va a vivere il Cosenza. Nelle ultime partite il Crotone, i risultati della Juventus, quei grandi risultati, quelle cose ci stanno. Forse un po' hanno abbassato il livello di concentrazione nelle partite che è il tuo campionato. Il campionato, la Spalla, il Benevento, il Chieve, perché è il campionato del Crotone. Ahimè, non sono stati fortunati e oggi perdiamo tutta la Calabria, la Serie A. Però c'è Ursino, il presidente Gianni Vrenne, che è una persona che veramente tiene tanto alla sua società, una persona seria, una persona dove vi posso garantire, io che ho fatto calcio dopo Cosenza, Salerno, tutte le altre società, posso dirvi che a Crotone ho trovato una società che dà degli investimenti, ma quegli investimenti vengono rispettati con la serietà e tutto ciò uno si deve chiedere perché Crotone è riuscito ad arrivare in Serie A. Io gli auguro col cuore al Presidente, al figlio, al Direttore Generale e a Ursino di ritornare quanto prima di nuovo in Serie A. Grazie. Magari facendo un derby in Serie A col Cosenza. Ce lo auguriamo tutti, ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo tutti.
Allora, l'ho visto un po' telefonare. Eugenio è una persona che io conosco da tantissimi anni. Lo conosco da quando veniva a Fuscaldo con gli allenatori a fare le amichevoli, no? A fare allenamento, a disputare e anche a fermarsi al mio paese e quindi siamo, diciamo, amici da tanti anni. Lui è un professionista serio, uno che meriterebbe di stare sempre accanto ad un allenatore, ma purtroppo le vicissitudini del calcio sono queste, c'è chi è fortunato e chi è meno fortunato, ma lui, grazie a Dio, se l'è fatta la sua, però troverà sicuramente lo spazio che merita. Il Crotone è una squadra che è entrata in Serie B. Io ho detto l'altra volta che la responsabilità la devo dare al carattere di Zenga, perché Zenga è un allenatore presuntuoso, secondo me, l'ho detto l'altra volta, e non doveva assolutamente consentire di andare con la spalla in casa o con l'Embolo o col Chievo a farsi mettere sotto da queste squadre. Con l'Embolo proprio no, col Benevento. Col Benevento, scusami. Certamente perdere in casa con la spalla ha determinato la retrocessione del Crotone. Se avesse anche pareggiato in casa con la spalla, come si pensava che potesse succedere, si sarebbe salvato il Crotone. Quella partita è stata la partita che ha determinato lo scivolamento in Serie B. È un peccato. Ivrenna e anche Ursino sono persone per bene, serie, so che stanno allestendo già una grande squadra, probabilmente prenderanno anche un grande allenatore di categoria capace di sapere anche sfruttare questa occasione e il prossimo anno farà un campionato di primissimo livello. Vogliamo ricordare perché purtroppo qualcuno ha parlato, non so se Aldo, e i telefoni sono muti. Sì. Non ho capito perché è saltata la linea Telecom, non lo so. Comunque dai il numero per cortesia, chi vuole partecipare in questi ultimi 20-25 minuti lo può fare telefonando allo 0984 84 17 20. Alessandro Russo. No, una domanda prima al direttore che poi ci lascia. Sì, ci lascia? La terza parte. Ci lascia per la terza parte? Ci saluta. Ci lascia nel senso che c'è un impegno che aveva assunto precedentemente. Un impegno assunto in precedenza. Sicuramente più bello un finale così che un inizio che l'ha vista un po'. Sì, io non guardo indietro anche perché c'è poco da mettere in risalto. Purtroppo abbiamo iniziato male, però preferibile finire bene, finire bene, anzi finire ancora meglio. C'è anche da dire che questo è un progetto tecnico che quest'anno è ripartito completamente da zero, sono stati fatti degli errori, però è chiaro che i conti si fanno alla fine. Questa è una squadra che alla fine è arrivata quinta in classifica, ha migliorato la posizione dello scorso anno. Io tengo a ribadire che sono veramente orgoglioso, onorato di lavorare in questa società perché è una società molto seria, molto solida, a differenza di tante altre realtà, che non c'è la politica di fare follie, perché bene o male abbiamo fatto una squadra spendendo quello che è stato speso nello scorso anno, però alla lunga ha dato delle risposte importanti. Abbiamo ringiovanito l'organico, abbiamo preso dei giovani di grande qualità, di grande prospettiva. Le aspettative in questa piazza sono altissime e ce ne rendiamo conto e noi non ci tiriamo indietro, anzi il calcio è fatto come nella vita, c'è critica e autocritica. Però adesso siamo in una fase dove vogliamo continuare a dare soddisfazione alla gente perché se lo merita, hanno passato anni in questa città difficile e quindi vogliamo fare qualcosa di importante. Benissimo, c'è una telefonata? Pronto? Pronto? No, è saltata pure la telefonata. Pronto? Forse adesso. Pronto? Sì, buonasera. salve, buonasera. Sono Franco Chiarello, buonasera. Sì, è caduta la linea. Sì, è caduta la linea prima, prego. Volevo salutare gli ospiti in studio. Sono Franco Chiarello. Sì, abbiamo capito, sì. Volevo salutare gli ospiti in studio, Eugenio Caligiuri, Aldo Cennamo e il direttore. Allora, io volevo ringraziare la squadra perché finalmente a Cosenza si sta respirando un po' d'aria pura di calcio e hanno creato di nuovo l'aspetto sociale del calcio. Cioè quando andiamo allo stadio
ci abbracciamo tutti, è una festa, quindi l'aspetto sociale per questa Calabria è importante. Io volevo chiedere scusa personalmente al direttore Trinchera, che l'avevo definito, non dico che, Vabbè, non mi importa. perdonate. Allora avevo capito nella mia semplicità che questa squadra aveva bisogno di un psicoallenatore, cioè psicologico e allenatore nello stesso tempo. Il tempo mi ha dato ragione, i giocatori si sono guardati in faccia, perché non era possibile che erano diventati brocchi nel giro di 15 giorni. Vero. Ora continuate a farci sognare, forza l'ultimi sempre. Grazie. Il Cosenza non si discute, si ama. Va benissimo. Auguri a tutti. Lei ha già comprato il biglietto? Sì. Benissimo. Va bene, grazie mille del suo intervento. Di questa San Benedettese non so se gliel'aveva chiesto prima Silvia, abbiamo parlato già, quindi voglio dire, Cappellacci ha detto la sua, diciamo che sono 180 minuti aperti, io così li ho definiti, è vero o no? Sì, sì, in questo momento, ripeto, hanno anche una condizione fisica ottimale, loro hanno una mentalità del loro allenatore, una squadra propositiva. Che attacca molto. Certo, anche nelle ripartenze qualcosina concedono, quindi noi dobbiamo stare attenti a concedere poco e a creare quelle situazioni per fargli male, insomma. Sì, però... C'è un precedente positivo che voglio ricordare, sì, poi Aldo. Un San Benedettese Cosenza a Riviera delle Palme, perché mister Cappellacci citava il Riviera delle Palme, quando io ho avuto il piacere di frequentarlo quando ancora non era neanche coperto, l'allenatore era Bruno Giori, il Cosenza vinse 1-0 con gol di Bruno Caneo. In quell'occasione fu una partita molto sanguigna, ma il Cosenza vinse 1-0 con un gol del nostro centrocampista. 1-0 il Cosenza. No, solo questo volevo dire io. Prego, Aldo. Io prima Silvia faceva una domanda che mi intrigava, quando diceva tra le 8 squadre qual è la più forte. Secondo me tra le 8 squadre in questo momento la squadra più forte è il Cosenza. Il Cosenza gioca come ha giocato in casa con il Trapani, secondo me non avrà sicuramente alcuna difficoltà. Certo, è una partita difficile, è una partita che te la giochi, è una semifinale, ti può portare tranquillamente in semifinale. Cioè, però le squadre che vengono al San Vito adesso, dopo questo esploit del Cosenza, con questo gioco, con i vari giocatori e con la bravura di Braglia, che ha saputo alla fine anche mettere in campo in attacco giocatori che erano in panchina, questa squadra fa paura a chiunque. Poi il campo però penso che tra le 8 squadre in questo momento, per me, come ho visto giocare il Cosenza, la squadra più forte è il Cosenza. Gli altri devono preoccuparsi di noi. Chi abbiamo in linea? Pronto? Buongiorno, sono Franco da Cosenza. Salve. Buongiorno prego. a lei. Prego, dica. Ok, volevo salutare a tutto lo staff che c'è qui. Grazie mille. Grazie. E quindi io sto sentendo un pochino i dibattiti e sento qualcuno che il Cosenza deve avere paura. Io penso che il Cosenza devono avere gli altri paura del Cosenza. Noi il Cosenza, perché attualmente siamo la squadra più forte che c'è per queste semifinali. Poi volevo precisare pure un'altra cosa, era possibile di sollecitare l'apertura della tribuna B, perché c'è un sacco di gente che deve fare il biglietto. E ne abbiamo parlato. E quindi con molta probabilità io mi voglio più o meno, vi voglio dire che al campo saremo oltre i 13-14 mila. Bene, lo speriamo tutti. Bene. No, vi volevo fare pure un'altra cosetta. Io sono un tifoso degli anni 50 e vi faccio sentire una vecchia formazione degli anni 50 del vecchio Mosele. Vogliamo parlare un po' dei nostri lupi e non pensiamo più a quel passato, perché ormai qualche è stato, a quel passato non si pensa più, perché Mosele è un uomo in campo, porta la squadra alla vittoria in tutti i campi, con disciplina, ogni battaglia con onore vincerà. Questa è la formazione. Mio caro Luciano, stai attento. Faccio una grazia una volta tanto.
se questa grazia non sia contenta, perché Cosenza in vita deve tornare. Pregando Campana, anche Martini, pregando Ferrari, Bacillieri e Mazzolini, Zaro Polacchi, Muce Sadù, pregando Benghini, che lui sa qualcosa in più. Questo anno, speriamo che Braglia sta sentendo questa telefonata e ci porta pure noi in Serie B. E se non ci sta ascoltando glielo riferiamo noi. Grazie, Grazie mille, grazie. grazie mille. E allora, come vedete, amici carissimi, Sì, Franco, sta salendo l'entusiasmo, l'asticella, come dice e come Sì. ripeto spesso io, di Braglia sta salendo. Saremo in tantissimi dopodomani allo stadio. Mercoledì, vai Silvia. Allora, salutiamo il direttore perché andiamo in pubblicità, perché ovviamente per impegni di lavoro Ci deve lasciare. Grazie mille, Grazie. direttore, e speriamo di vederci presto. Grazie. Restate con noi. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Bentornati con noi. Allora, vi ricordiamo che potete intervenire telefonicamente allo 0984 84 17 20. Nel frattempo leggiamo un messaggio che ci è arrivato da un nostro tifoso, Franco, giusto? Sì, Giuseppe Tomasi dovrebbe essere. Vinciamo contro tutto e tutti, anche contro lo scetticismo. Forza Lupi, riempiamo il Marulla. E salutiamo Giuseppe, il nostro carissimo amico Giuseppe. La sigla è partita già? No, forse c'è qualche telefonata. Allora, Alessandro, Facciamo un giro, va. facciamo un check, diciamo, di quella che ti aspetti sia l'11 di mercoledì. Ma io non credo che ci saranno grandissime novità. No, Non tenendo conto anche del... Magari in difesa forse ci sarà. Vogliamo sentire prima una telefonata e poi Alessandro. telefonata? Volentieri. Sì. Pronto? 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 Buonasera. Buonasera. Salve. Buonasera, sono Lita Mauro, sono moglie di Franco Chiarello e volevo dire una cosa bella. Sì, finalmente vedo felice mio marito. Saluti a tutti innanzitutto. Lo vedo contento. Ogni volta che tornava dal campo spesso e volentieri tornava un po' ombroso. E anche io che non sono molto tifosa mi sta piacendo anche a me. Signora, e quindi voglio fare i complimenti. Sì, ma lei deve venire... Sì, deve venire mercoledì allo stadio anche lei. Mi sa che mi tocca, sì. Mi sa che mi tocca, volentieri. Perché c'è stato l'appello della società a portare mogli, figli, insomma, a venire numerosi. Sì. Va bene? Ci fa piacere, signora, ci fa piacere veramente. E poi voglio dire un'altra cosa. Dica. Non l'ho sentita che ho abbassato il televisore. No, dica. Voglio dire una cosa, la gente, io vedo mio marito che parla di calcio in mezzo a strada e sono tutti super contenti, ecco, super orgogliosi di questo Cosenza, di come stanno andando le cose. E quindi, ecco, è vero, cioè voglio dire, anche il calcio trasmette gioia, allegria, cose belle, non è solo, diciamo, violenza e cose brutte come si dice, no? Molti non portano a campo, non vanno perché invece è anche cose belle, diciamole queste cose quando ci sono. E poi ho imparato a volervi bene perché ogni vostra trasmissione io la seguo insieme a mio marito. Grazie mille. Quindi complimenti a tutti voi e a tutti gli ospiti che ci sono stati. Un abbraccio a tutti. Grazie mille, signora. Particolarmente a questa signorina così bella. Grazie signora, grazie delle belle parole. Grazie. Grazie delle belle parole. Grazie. Alessandro. Stavamo dicendo? Alessandro, hai visto che la gente sono davanti al televisore, seguono replay tra Calabria e Sicilia? La formazione, sicuramente ci sarà forse della difesa. In difesa potrebbe esserci per un po' via dei diffidati. Poi Braglia qualche sorpresa alla riserva. Certo è che cambiare adesso assetto ci vuole anche coraggio. Occherei e Tutino mi sembrano abbastanza ben assortiti. Bisogna stare attenti, ripeto. L'entusiasmo è fondamentale adesso, però ci vuole anche realismo in queste fasi di calcio, perché
è una semifinale, il Cosenza deve vincere una delle due partite, deve fare sicuramente un gol in più, non può pareggiare, una la deve vincere, quindi bisogna giocare anche con il freno a mano tirato. Poi questo entusiasmo sarebbe necessario che diventasse un entusiasmo fluido, mi spiego, anche per il seguito, nel senso questa è una squadra che ha bisogno del proprio ambiente, dell'afflato del proprio pubblico. Vado ripetendo che a mio avviso serve anche una casa del Cosenza un po' diversa, un po' accogliente, perché la signora che ha chiamato prima denota, io cito l'esempio che mi riguarda, anche tipo i miei familiari, anche la mia mamma, che è una signora molto attenta al calcio, non hanno la possibilità di seguire il calcio dal vivo perché il San Vito non è uno stadio accogliente. È vero. Servirebbe un campo moderno, coperto, all'inglese come è stato progettato, mi ricordo quando ero presente in una trasmissione con il sindaco, l'architetto Mario Chiuto. Ecco, serve prendere questo entusiasmo e farlo diventare stabile, non dobbiamo andare ad ondate, dobbiamo essere stabilmente così positivi. Ricordiamo il telefono se qualcuno vuole... 84 17 20. Se qualcuno vuole intervenire e dire la sua, noi siamo qua con gli amici. Ecco, squilla il telefono, Eugenio. Dalla tua esperienza, come si prepara una partita playoff che si gioca nell'arco di 180 minuti? Guardi, questa è una domanda che posso rispondere con molta facilità. Questa emozione l'ho vissuta a Salerno, l'anno che ci salvammo prima, poi ci fu il Lodo Petrucci, allora si chiamava Lodo Petrucci, con Cuoghi. Ecco, vi faccio che questo è importante. Un esempio. È un esempio perché noi ci davano scontati che non arrivavamo a fare i playoff. Tu parli della Salernitana? La Salernitana di Stefano Cuoghi. Sì. E noi riuscimmo a fare i playoff e vi dico che eravamo arrivati, quando si fanno questi discorsi, chi è la più forte, in quel momento noi sapevamo di avere una buona squadra, però sapevamo anche che c'erano delle corazzate, come poi lo è stato il Genoa, sia come corazzate sul campo ma anche societario. C'era anche il Monza del nostro ex Sonsogne, e noi in quel momento ci è capitato di giocare con il Genoa in casa, che battemmo 2-1. Un gol dato un rigore dato con facilità, che a volte, ecco, questa è la paura di questi incontri, a volte il gol in questo momento non va vista solo la prima partita, vanno visti i 180 minuti. Complessivi. Nei 180 minuti io dico che, io do il mio giudizio, forse lo dico anche perché ho 18 anni di vita nel Cosenza Calcio, però lo dico anche da addetto ai lavori. Io vedo il Cosenza che è una squadra quadrata, ha una guida esperta e può fare di suo questa partita, però se Braglia mi sta sentendo sarà preoccupato di troppo lo salutiamo, diciamo queste cose, perché conosco come sono fatti gli allenatori, non vogliono mai sentire prima. Quindi signor Braglia, io ho solo detto quello che penso, ma sicuramente vedremo cosa accadrà. Telefonata. C'è una telefonata, pronto? Pronto? Salve, buonasera, chi parla? Buonasera. Sono Damiano Paletta. Salve, l'ex presidente del Cosenza Calcio. Non potevo, considerate che vi ho beccato a volo, non potevo non fare un saluto a questo parterre de Rouen che Franco ha messo. Grazie Presidente. Oggi pomeriggio. Grazie Presidente. Quando vuoi venire Presidente noi continuiamo, c'è sempre una sedia libera per Damiano Paletta. No, mi piace seguirvi, non sempre ma di tanto in tanto. Prima di tutto un caro saluto ad Alessandro e al direttore Eugenio Calligiur. Buonasera Presidente. Credo saluterò mercoledì sera allo stadio e soprattutto complimenti per questa bella cavalcata che in questo campionato, io lo chiamo un altro campionato, playoff, sta facendo il Cosenza con questi risultati positivi che mi auguro possano proseguire poi nelle semifinali e nella finale di Pescara. E mi fa piacere, io condivido una battuta che ho sentito poco fa di Alessandro, quando ha detto che di questo entusiasmo bisogna prendere questo entusiasmo non un poco alla volta, ma fare in modo che tutto diventi programmazione anche per il futuro. Franco sa che io l'ho pure scritto su qualche social, questo della programmazione. Mi fa piacere perché oggi viviamo il secondo tempo di quel Cosenza Pordenone dell'anno scorso con i 13.000
al San Vito, e quindi significa che i nostri tifosi non solo hanno fame di calcio e di Serie B, di serie superiore, ma ogni volta che gli si dà in pasto, scusatemi il termine un po' volgare, una compagine che ha dei risultati positivi, sono sempre presenti, come lo sono stati anche negli anni scorsi, negli anni nostri, quando abbiamo vinto. È una tifoseria matura che merita, ma diciamo tifoseria matura intesa tutta la provincia, che merita veramente una ribalta importante come potrebbe essere la Serie B. Va bene. Questo qua, vi lascio un caro saluto. Grazie Presidente per le belle parole. Ringrazio a tutti quanti, augurandoci che possiamo festeggiare assieme già la partita, insomma, che vada bene mercoledì sera e che in seguito si possa arrivare a questa finale di Pescara. Ci vediamo mercoledì allora, Presidente. Ci vediamo mercoledì allo stadio. Grazie. Grazie. Buonasera. Un sorriso, Alessandro. Sto sorridendo, Presidente. Regalacelo, Alessandro, regalacelo. Io sorrido sempre, poi sentendo anche il Presidente Paletta ricorda anche Vittoria. Insomma, allora, Cappellacci, Paletta. Un attimo leggere la designazione, perché ci sono state le designazioni. Sì, però abbiamo anche un bel po' di telefonate. Vai con questa designazione. Allora, arbitrale. Arbitrerà l'incontro il signor Ivan Robilotta della sezione di Sala Consiglina. C'è già stato Robilotta, sì. Coadiuvato dagli assistenti Parrella di Battipaglia e Manzi di Nocera Inferiore. Sono tutti qua. Quarto uomo, Zingarelli di Siena. Zingarelli di Siena, quarto uomo. Terna Telefonata. Campana. Abbiamo una telefonata, pronto? Buonasera. Salve, chi parla? Buonasera. Pronto? Buonasera. Prego. A tutti voi, sono Vladimiro. Salve. Sono un vecchio tifoso, vecchio tra virgolette, del 68. Saluto Franco, tutti voi. Grazie. L'amico grande team, il nostro team Alessandro e l'amico Cennamo. Franco, buonasera a te. Buonasera. Io sto sognando e non voglio svegliarmi, anche perché ero presente all'Adriatico il 91, quel 26 giugno, e ancora sto piangendo su quella tribuna quando con pianto Gigi fece andare testa e testa della Pietra e non so chi e infilò Battara su assist di Aimo. Sì. Allora vi dico, forza ragazzi indirizzati ai nostri lupi, sono un pochino emozionato. E vabbè, ci sta. Spero col gran gioco che il Cosenza sta effettuando grazie all'amico trainer Braia, possiamo salire nuovamente in Serie B. Va bene. E questo è il mio augurio, è il mio sogno, e sto soffrendo anche se non vado al campo, soffrendo e gioiendo. Va bene, grazie signor Vladimiro. Buonasera a voi, un buon proseguimento di programma. Grazie mille. Ciao, arrivederci. E insomma. Come ti sei? Come ti senti? Hai visto le telefonate dal vivo? Si sente pulsare Eugenio questo cuore rosso-blu? Si sente battere questo cuore per rosso-blu? Non ce ne deve essere. È vero. Ripeto ancora una volta, siccome ne abbiamo viste cose positive e anche cose così, mi viene in mente, dalla citazione della telefonata del tifoso di adesso, l'immagine ricorrente, la voce di Pizzul, poi mi ricordo che si vede Don Eugenio che esce fuori dalla panchina, che esulta e poi placa tutti come per dire stiamo calmi, il Borranzani pure, il Borranzani. E voi che non c'eravate né telecamere, no? Il più bello è allora c'era solo la Rai, negli spogliatoi. la fece la Rai. Negli spogliatoi quello è un ricordo che mi porto quando vado a giocare a Pescara, c'è una persona che c'è da una vita a Pescara. E mi dice sempre Eugenio, quanto mi ricordo quel giorno che noi abbiamo dato assistenza perché Rea tifavamo per voi. Ci trattarono benissimo a Pescara. I dirigenti di allora li ho trovati nello spogliatoio, ragazzi inginocchiati e piangevano. Quella è stata la più grande cosa che ha toccato a me, che mi ha fatto crescere, e poi un grande ricordo che lo faccio perché per me è un grande ricordo, perché vive sempre dentro di me.
per quello che insieme ci siamo scambiati come professionalità, lui da calciatore e io come addetto ai lavori di Gigi Marulla, che disse: Kim, adesso qui stanno a piangere i dirigenti, c'è solo una cosa da fare, prenotiamo un ristorante e ci buttiamo tutti, e ci buttammo tutti in acqua. Allora vi ricordate, usavamo la divisa, giacca e cravatta, e tutti nell'acqua. Arrivavamo la mattina a Cosenza alle 6, erano aperti per i cornetti. Ragazzi, queste sono emozioni che auguro anche ai giovani tifosi, a quelli che l'hanno già vissuti, di riviverle, perché no, a Pescara. Quella sequenza è una sequenza di un gol proprio da la palla subito, una sequenza quasi da gol europeo, perché questa palla che rimbalza, Marulla proprio da bomber proprio europeo, vede la porta, tira una staffilata imparabile, poi io ricordo ero dall'altra parte della staccionata, in mezzo ai supporter, non ricordo moltissimo. Sono passati quasi 30 anni, Alessandro. Gesto, diciamo, atletico di oggi di Ronaldo, se vogliamo, quella potenza di quando... Sono passati 27 anni. 27 anni, parliamoci chiaro, 27 anni. Ricordo un viaggio da Firenze a Pescara per allora Franco, sono passati 27 anni. Madonna, 27 anni oggi. Questo entusiasmo vai Aldo. non si percepisce solo camminando a Corso Mazzini. Guarda, io sono stato quasi 4 giorni a Roma e vi posso assicurare che ero a Piazza Bologna con un sacco di studenti universitari. Cosentini, poi la trasmissione ormai ci conoscono tutti. Qua mi fermavano, giuro, se dico la bugia, per dirmi: mamma mia che bello, dobbiamo andare in Serie B. Cioè anche fuori Cosenza ormai si percepisce questa voglia proprio di essere, però giustamente, come dice Alessandro, calma, tranquilli, questa è una partita importante, dobbiamo fare in casa un bel risultato, andiamo a San Benedetto, poi fuori casa il Cosenza gioca anche abbastanza bene, poi abbiamo un allenatore in panchina che è un maestro, ne ha vinti già 2, quindi sa come gestire. Questo è un momento di grande difficoltà, ma una difficoltà che si percepisce, nel senso che alla fine io sono convinto che il Cosenza questa difficoltà riuscirà a superare. Ci vuole molta serietà e soprattutto questo attaccamento che i giocatori in questo stanno dimostrando ai colori sociali e alla maglia. Vedo che i giocatori sono determinatissimi ad arrivare fino in fondo e questo la dice lunga su come finirà questa bella storia. Ma io vorrei dire una cosa, perché adesso poi vincere, caro Eugenio, aiuta a vincere, quindi il Cosenza in questo momento, come dicevo nel mio primo intervento, la squadra mentalmente sta bene fisicamente, grazie al preparatore Luigi Pincente, a tutto lo staff tecnico, a Roberto Chiuzzi, oltre che a Braglia, al preparatore dei portieri Fischetti. È una squadra che se la gioca perché ha maggiore convinzione e fiducia nei propri mezzi. Diciamo che il Cosenza adesso è entrato in questo momento del campionato. Pronto? Abbiamo bloccato Eugenio. Pronto? C'è una telefonata? Pronto? Sì, buonasera, prego. Pino Bisantici da Catanzaro. Buon pomeriggio da Catanzaro. A tutti voi. Grazie. Buonasera. Dica. Mi duole la retrocessione del Crotone. Peccato. A Capolino. Auguro al Cosenza la promozione in Serie B. Grazie. E gli sono vicino con la preghiera e col cuore perché questo avvenga. E poi la Serie A. Io sono tifoso del Catanzaro, tifosissimo, e simpatizzante di tutte le squadre calabresi. Lo dico di vero cuore, forza Cosenza. Basta queste diatribe, quest'odio, questi rancori. Questo campanile, dice lei, questo campanile lo dobbiamo bandire. Io amo tanto la provincia di Cosenza, che sto facendo conoscere i paesi alberesi del Cosentino. Domenica 10 sarò a Santa Sofia de Piro, a San Sostene sono stato, li ho girati quasi tutti, è una provincia bellissima. Sono un calabrese che ama la Calabria in tutte le sue positività. Bravo, bravissimo. Cosenza, la mia è tua. Grazie mille, grazie a voi. Grazie mille. Hai visto, Silvia? Sì. Da Catanzaro, da Crotone, da Vibo, da tutte le parti. Mi sono un attimo spaventata quando ho detto di Catanzaro. Sentiamo Enzo. Pronto? Ah, peccato, siamo in chiusura. Ah, ok, siamo in chiusura. Se no Enzo Leonetti ci taglia. Allora, ricordiamo che il Cosenza giocherà mercoledì 30 maggio alle 20:30 allo stadio San Vito Marulla. La gara di andata dei quarti di finale playoff di Serie C.
Ovviamente avete ancora oggi, martedì e tutta la giornata di mercoledì per acquistare il biglietto ed essere presenti in massa allo stadio, come ha chiesto la società, e di colorare tutto il San Vito Marulla. Ringraziamo i nostri ospiti Alessandro Russo, Eugenio Caligiuri e Aldo Genna. Grazie a te Franco. Grazie ai nostri telespettatori, alle persone che sono intervenute telefonicamente e al direttore Trinchera che è andato via anticipatamente. Grazie, noi ci rivediamo lunedì prossimo con Replay. Ok, grazie a tutti, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.